farà emozionare tutti i ducatisti, l'autografo di Troy riprodotto qui sul serbatoio. È il momento di entrare nel dettaglio di questa Panigale V2 speciale. Qui la vedete con specchi e portatarga, ma grazie all'accessorio Ducati Performance è possibile trasformarla nella versione pista, proprio come quello che ho guidato io. Questa versione speciale va a arricchire la famiglia Panigale. Essendo dedicata a un grande campione come Joe Bayliss, questa moto doveva assolutamente avere sospensioni oro. All'esteriore troviamo una forcella meccanica MX30, mentre il posteriore è un TPX 36 e un ammortizzatore di Sertolis, tutto regolabile meccanicamente. Grandissima scorrevolezza, grande feeling durante tutte le fasi di guida e altissime performance. Inoltre, grazie alla configurazione monoposto e alla batteria agli ioni di litio, questa Panigale V2 dedicata a Troy Bayliss pesa ben 3 kg in meno rispetto alla Panigale V2, con un totale di 174,5 kg a testa. Meno peso, più divertimento, c'è su strada sempre. Questa Panigale V2 è equipaggiata anche con manopole dedicate, sportive, e pompe di freno e frizione radiale autospurganti. Troy ha vinto i suoi 3 titoli mondiali con 3 bicilindriche diverse, quindi il nostro tributo per lui non poteva che essere una Panigale V2. Un motore superquadro V2 da 955 cc, con una potenza di 155 cavalli e una coppia da 104 Nm. Il motore superquadro, assieme alla compatta monoscocca in alluminio, fusa in conchiglia, compone il teleo principale. Il pacchetto elettronico, dedicato alla sicurezza attiva e al controllo della dinamica del veicolo, prevede la funzionalità cornering applicata all'ABS Mode, al cambio elettronico con funzionamento anche in scalata e ai controlli di trazione, freno motore e impennata. Ma è il momento di lasciar parlare lei e di vedere in azione in pista.